Bentrovati cari amici, bentrovati con la terza pagina del Zeviro della Cultura della vostra televisione di informazione. Abbiamo messo insieme molte televisioni italiane che operano nell'informazione locale, importantissima, importante almeno quanto l'informazione nazionale, perché è l'informazione legata al territorio. Questa settimana abbiamo rinunciato al filmato delle varie emittenti per presentarle perché è una settimana particolare, è la Settimana Santa. Ecco che almeno 3 motivi ci hanno portato a questa particolare edizione. In questi giorni si celebra l'Assunzione di Maria al cielo, alla quale è dedicata la chiesa dove abbiamo registrato il concerto, la chiesa arcipretale di Col San Martino. Un ringraziamento all'arciprete Don Carlo Maccari. Col San Martino è il mio paese dove sono nato, cuore pulsante delle colline del Prosecco, da poco dichiarate patrimonio dell'UNESCO. In questi giorni è anche il compleanno di mia madre, quindi un saluto lo mando anche ai miei genitori, e un pensiero particolare ad un grande artista del nostro paese, un grande tenore, un grande cantante lirico. Purtroppo il giorno di Natale li ha raggiunti i miei genitori, quindi penso sia doveroso un servizio in sua memoria. La linea al servizio appunto che abbiamo realizzato utilizzando immagini di Eden TV, una televisione locale che purtroppo ha chiuso, e un saluto lo voglio mandare anche ad Adriana, il direttore responsabile, a Stefania, responsabile tecnica, e all'editore Gianni Rasera. Linea al servizio. Han rotto l'abisso, ma sì, Renato rivedrà l'Inghilterra. Una voce potente, priva di qualsiasi imperfezione. Angelo Mori, Trevigiano Doc, svela la sua vita ai nostri microfoni. Mio padre non ne voleva sapere. Quando sono arrivato a 17 ha deciso che dovevo andare a Milano a studiare canto. E sono andato da Aureliano Pertile, il quale in quegli anni stava già male in salute, e quindi, non potendo studiare con lui, ho studiato poi con il maestro che lo accompagnava nei concerti e il maestro che lo accompagnava al pianoforte. Una carriera iniziata, possiamo dire, grazie alla vittoria in un concorso alla Fenice di Venezia nel 1960. Da lì Angelo Mori incominciò a sorvolare oceani. In Finlandia, un po' dappertutto, molte volte in Germania soprattutto, e poi naturalmente in tutti i teatri italiani, praticamente li ho fatti tutti, insomma, i teatri italiani. Poi una volta a New York, una volta a Montreal in Canada. La carriera posso definirla soddisfacente, insomma, ecco, anche se non eccezionale, però insomma, ho avuto le mie soddisfazioni. Un cantante inarrestabile, ma nel 1998, dopo la serata con l'opera proprio a Pieve di Soligo, a pochi passi da dove è sempre abitato, l'artista ha dovuto fermarsi. Insomma, tutto sommato, malgrado quello che mi è successo con la famosa emorragia cerebrale che ho avuto 11 anni fa, me la sono anche cavata abbastanza bene, quindi non posso neanche lamentarmi. Ora Angelo Mori ascolta la sua voce e guarda contributi video di qualsiasi cantante d'opera. Uno studio, quello al primo piano della sua abitazione di Farra di Soligo, ricco di ricordi. Articoli di giornale, CD, LP, musicassette, DVD, fotografie,
che lo ritraggono in qualsiasi luogo del mondo. Ma io ho conosciuto tutti i grandi artisti, i grandi tenori, soprani, baritoni, con i quali ho cantato anche diverse volte, insomma, questo l'attestato che c'è sopra il pianoforte qui lo dimostra, ed era naturalmente un grande piacere poter cantare con i cantanti più famosi, che avevano sempre qualcosa da insegnare. Forse Angelo Mori ha incominciato a cantare grazie alla passione del padre. Emigrato in Francia, ma ritornato subito nel Trevigiano dopo la nascita del tenore. Lui era appassionatissimo di canto e non vedeva l'ora di mandarmi a studiare, perché un giorno mi mise addirittura sul bastone della bicicletta per portarmi a farmi sentire da Toti Dal Monte, che abitava ancora a Mogliano Veneto. Nella sua carriera ha cantato moltissime opere, la più eseguita Rigoletto, ma amava di più ma non di Puccini e Chenier di Giordano. Mi definisco un cantante che ha fatto il suo dovere, sicuramente, naturalmente rincorrendo quelli che erano molto più celebri e cercando di avvicinarmi a loro. Poi dopo, insomma, al di là di questo, io non mi sono mai posto problema di arrivismo, quindi per me andava bene aver fatto il mio dovere e poi tornarmene a casa tranquillo. Sul palco succedevano tante cose, a raccontarle ci vorrebbe un certo tempo, insomma, perché c'era sempre qualcuno che tentava di farlo spiritoso, alle volte cambiando anche magari parole che non erano quelle del testo, e quindi bisognava, insomma, stare al gioco, ecco, tutto. La prima non era mai un divertimento, perché la prima c'era la tensione, il problema di far bene, e poi dopo, quando le cose andavano nel verso giusto, allora magari verso l'ultima recita ci si permetteva anche qualche giocosità, insomma, ecco. Prima che il mio presagio interno sull'orma corsa ancora mi spingesse, chiuso era l'uscio e la magion deserto, e dove lassù era quell'angiol caro, vorrei che prima potei in questo cuore destar la fiamma di costanti affetti. Amore
cantabero. Telemann, nella molteplicità delle sue attività di compositore, dedicò particolare interesse alla musica da camera senza basso continuo. La fantasia numero 7 ci coinvolgerà in una serie di stati d'animo che vanno dalla dolce malinconia alla gaiezza, all'umorismo, senza dimenticare stati d'animo come la disperazione. Brano giusto, perfetto per ricordare un grande cantante lirico qual è stato Angelo Mori. E appunto di George Philip Telemann proponiamo, come detto, la fantasia numero 7 per violino senza basso continuo in bemolle maggiore nei tempi di dolce, allegro, largo, presto. Sarà eseguita da Giovanni Scarpa che, come sentirete, lo ha conosciuto molto molto bene. Era di casa. Lo scorso giorno di Natale purtroppo è venuto a mancare il tenore Angelo Mori, che per me è stato un amico, una persona molto preziosa e anche il padre del mio migliore amico, il mio amico d'infanzia Leonardo. È stata una figura dal punto di vista artistico fondamentale per Col San Martino e io lo ricordo con grande gioia, ripensando alla mia prima esibizione pubblica proprio insieme al mio amico Leonardo, in cui avevamo 8-9 anni circa e Angelo, ma noi lo chiamavamo Lino, era il direttore della scuola di musica di Col San Martino e noi facevamo il saggio finale. E ci aveva indottrinato sul fatto che qualsiasi cosa che succedesse in concerto bisognava sempre andare avanti. Lui lo diceva dall'alto di un'esperienza internazionale sui più importanti palcoscenici di tutto il mondo. E successe che durante l'esecuzione ci fu un imprevisto, io e Leonardo ci siamo fermati e da dietro la tenda mi ricordo la voce di Lino che urlò "Avanti!" e noi senza neanche guardarci subito abbiamo cominciato a suonare dallo stesso punto perfettamente insieme e questo è stato un insegnamento proprio sul campo. Durante un'esecuzione qualsiasi cosa succede bisogna sempre andare avanti e portarla a termine. E un altro ricordo, e questo anche questo mi interessa, mi preme dirlo, una volta stavamo andando a Roma in macchina e Lino mise su una sinfonia di Beethoven in un CD e si arrabbiò dicendo in questa macchina, le macchine all'epoca erano meno silenziose di adesso, in questa macchina non si può ascoltare Beethoven perché non si sentono i pianissimi. E questo era, come dire, significa che Lino amava tutta la musica, non solo la lirica, cioè quella che lui praticava, ma ascoltava Chopin, ascoltava Mozart, ascoltava il barocco, ascoltava tutto, ed è per questo che io dedicherò a lui e alla sua famiglia questa fantasia numero 7 di Telemann, che appartiene a un repertorio che da lui non era spesso praticato, ma che lui sicuramente amava. Ciao Lino.
Per il concerto adatto alla solennità della Settimana Santa, come detto, abbiamo chiesto l'ospitalità della Chiesa dedicata all'Assunzione in Cielo di Maria. Rinnovo quindi il ringraziamento al signor Arciprete Don Carlo Maccari per averci dato modo in questo periodo di realizzare una produzione nel luogo consono alla solennità di questo momento. Ecco che di Benedetto Marcello verrà eseguito il 15° Salmo di Davide, musicato sfruttando timbristiche calde, voce di mezzo soprano in continuo dialogo con un violoncello concertante, accompagnati dal basso continuo, altro violoncello e clavicembalo. Le successive 3 sonate seguono la struttura della sonata da chiesa, nella quale si alternano 2 movimenti lenti a 2 veloci e nella quale non sono presenti movimenti di danza. Quindi di Antonio Vivaldi la sonata in si bemolle maggiore RV 47, ancora di Benedetto Marcello la sonata numero 2 in Mi minore e per concludere, sempre di Antonio Vivaldi, la sonata numero 7 in La minore RV 44. Buon ascolto.
toccata in sorte ed ella
Mi auguro che questa produzione, realizzata appositamente per la Settimana Santa, sia stata di vostro gradimento. Abbiamo cercato di essere consoni al momento. Vi abbiamo comunque portato in un luogo adatto ed abbiamo proposto un programma adatto. Mi raccomando, purtroppo dobbiamo rimanere in casa, purtroppo non possiamo andare a teatro o in auditorium. Mi raccomando, non mollare, rispettiamo tutte le regole, vedrete che un passettino alla volta si uscirà da questa stramaledetta situazione. Augurandovi la buona Pasqua,
ma ci rivediamo per il concerto di Pasqua, sarà una cosa strepitosa, ve lo assicuro. Augurandovi la buona Pasqua, vi do appuntamento alla mattina di Pasqua, sempre su questa rete. Grazie.